Ed eccoci qua, dai che torniamo, dai che arriviamo e buongiorno, noi ci siamo, buongiorno a tutti, buongiorno, benvenuti, siamo in diretta, torniamo a raccontarvi come raccontato poco fa, curiosità, territorio, eventi, perché si avvicina Halloween, ma come dicevamo prima, Halloween, ok, tantissimi eventi, tradizioni meravigliose, però bisogna capire che ad ogni evento nulla è scontato e bisogna soprattutto ad ogni evento dare sempre novità, curiosità, storie e fare un focus ben preciso. È proprio il caso dell'evento di cui vi parliamo adesso, Horror in Rock Devil's Night. Abbiamo con noi, attenzione, due personaggi importanti, diamo il benvenuto a loro, che se li abbiamo qua con noi, mi avete messo la locandina, diamo il benvenuto a loro e se li abbiamo qua con noi, Nico Parente e Gianni Della Cioppa, Devil's Night Horror in Rock. Ciao, benvenuti. Ciao a tutti, ciao, come state? Buongiorno. Molto bene, grazie. Prima cosa, grazie per essere qua, grazie mille. Grazie a voi per l'invito. Grazie a Nico. Rinnovo il grazie a voi. Grazie davvero a Nico Parente, che adesso poi vi presentiamo. Gianni Della Cioppa, insomma, diciamo che posso dirlo, non ha bisogno di presentazioni, però insomma, ecco, è un grande esperto, critico musicale, è la parola giusta, no? Detto assolutamente. Bene. Ecco, critico, poi grande esperto che insomma, e poi il buon Max Tite ogni volta che viene ti cita, sempre. Quindi ecco, questo mi fa piacere, grazie. Sempre. Raga, allora ritorna importante questo importante evento. Dove, come, quando, perché, e poi soprattutto abbiamo anche Gianni qua con noi, quindi immagino che Gianni sia anche proprio parte integrante. Assolutamente sì, quindi il 30 ottobre torna Horror in Rock, quel format appunto creato da Shutter Edizioni con i ragazzi e amici di Isola Rock, quindi associazioni Botei, che ringraziamo, e quest'anno Horror in Rock torna con una versione spin-off, Devil's Night, appunto, per celebrare questo titolo che insomma di recente è arrivato nella collana cinema Shutter Edizioni, che però comprende anche la musica, e che musica soprattutto perché insomma, parlando del Corvo, certo, parliamo di un titolo cult che ha visto insomma una colonna sonora che ha fatto la storia insomma del gothic, del rock, ma anche dell'industrial, e poi appunto per questo abbiamo voluto nel corso della serata ospiti Gianni Della Cioppa, che oggi è qui con noi e lo ringrazio per essere qui con noi, firma tra l'altro di Classic Rock, quindi insomma è una firma di punta di quella che è la critica musicale in Italia, e poi avremo anche un altro ospite, Mickey Evil, che è un compositore, musicista, però insomma prettamente un grande conoscitore di quella che è la musica e soprattutto le colonne sonore, che appunto guiderà il pubblico nel corso della serata attraverso un approfondimento e quella che è la storia delle colonne sonore nel cinema horror. Quindi il 30 ottobre aspetteremo Halloween tributando la Devil's Night, che a noi è giunta proprio tramite questo celebre titolo che è il Corvo. Nico, precisamente dove, a che ora, che non dimentichiamo i dettagli. Assolutamente sì, quindi 30 ottobre presso il Borgo Burger a Isola della Scala alle 19:30, quindi vi aspettiamo. Eccoci qua, e quindi insomma già prendete nota a casa. Gianni, veniamo a te. Allora, intanto sì, com'è quest'anno questa edizione? Non ti chiedo se sei pronto, perché Gianni è sempre quanto sei carico, cioè parliamo di una cosa anche diversa. Assolutamente, infatti ho accettato l'invito con molto piacere, perché diciamo questo tipo di evento raccoglie due elementi fondamentali per quanto riguarda la musica rock: l'aspetto visivo, sì, e se mi permetti faccio una piccolissima parentesi, visto che parliamo di aspetto visivo, di estetica, di costumi, vorrei dedicare diciamo l'evento del 30, poi lo faremo pubblicamente, ad Ace Frehley dei Kiss, il chitarrista che è venuto a mancare proprio ieri, e quindi direi chi più dei Kiss hanno dato un connubio immagine, musica, rock e diciamo anche questo aspetto da supereroi, no? Così. E quindi un saluto ad Ace e a tutti, diciamo, a tutta la bellezza che ci ha regalato in questi 40 anni di musica. Che poi questa mattina, scusami Gianni, Prego. subito ovviamente abbiamo visto già sulla tua pagina subito chiaramente il commento, il ricordo, ecco, vediamo insomma davvero. Era impossibile non farlo, cioè, certo. Purtroppo diciamo negli ultimi anni, anche per una questione anagrafica, molti eroi della nostra giovinezza se ne vanno, però Ace Frehley insomma meritava un'attenzione particolare. Tornando invece all'evento, sì, eccoci qua. Il mio compito è anche quello di fare un po' da cerniera tra tutte le varie anime che vanno, perché se andiamo a focalizzarci troviamo la letteratura, perché ci sono libri, la Shutter Edizioni racconta attraverso anche personaggi importanti
le tematiche, diciamo, di quello che è il cinema horror in tutti i suoi aspetti, e in questo caso ci focalizzeremo un po' nel Corvo, e poi c'è la musica che è fondamentale, e quello che diciamo la colonna sonora poi negli anni si è anche un po' come dire è tramutata, cambiata, perché mentre prima erano solo dei compositori, diciamo, di musica, quella che è la nuova musica classica che chiamo io, che fa da contorno ai film, negli ultimi anni invece, negli ultimi 15-20 anni, molte canzoni rock sono diventati temi trainanti di film horror. Già. Ecco, e quindi Già. diciamo il mio compito sarà quello di dare un senso compiuto un po' a tutte queste varie anime, quindi tra interviste, celebrazioni, racconti. Non dimentichiamo, magari Indico se vuoi aggiungerlo tu, sì, che diciamo tutti i nostri incontri verranno intervallati da una band che sarà perché avremo Cioè, anche non la mancherà la musica musica. dal vivo, assolutamente. Ci sarà la Live componente anche. live con i Raptus of Fear, quindi questo duo formato da Angela e Carlo Busato, e poi insomma componenti entrambi dei già più noti Dark Ages, quindi li ringraziamo e lo ricordiamo assolutamente. Loro si esibiranno appunto tributando quelli che sono i grandi capolavori delle colonne sonore horror di tutti i tempi. Allora, io sono ancora curioso perché ho visto, ne abbiamo parlato prima davanti a un caffettino, però se ti vi va, Mickey Evil, Sì. sono curioso. Sì, allora guarda, è diciamo Visto che parlando di un ospiti, agitatore cioè, culturale, non posso dire che è solo musicista perché ha tante anime. Allora, diciamo, il suo mestiere è scrivere colonne sonore per film, documentari, perché sai, insomma, qui si lavora in radio, in televisione, lo sai meglio di me, tutto è accompagnato dalla musica, se ci pensi. E quindi qualcuno dovrà pur scriverla, non sempre si vanno a pescare cose già fatte. Ecco, quindi il suo lavoro è quello, andare a individuare il tema migliore e lo scrive spesso lui, che accompagni delle immagini che possono essere dei film, possono essere dei documentari, delle interviste, e quindi quello è il suo lavoro. Però è anche il cantante e diciamo compositore unico, certo, quasi, dei Mugshots, una band che ama esibirsi in parte mascherata, lui di sicuro alcuni componenti anche. E quindi, come vedi, tutto ritorna. Ecco, quindi ci sembrava la persona più adatta a poter documentare e raccontarci come una musica prende anima dopo che si sono viste le immagini. Anzi, alcune volte capita il contrario. Certo. Alcuni registi si sono ispirati ascoltando delle musiche, certo, a raccontarle poi attraverso immagini. Comunque mi immagino, in questo caso, insomma, gli amici che ci ascoltano, e raga, ho sottolineato amici, no? Perché a me piace, ci scrivono, ci raccontano cose, anche proprio tu per tu. Quando dicono cosa ci vorrà mai? E io dico, raga, ma pensate, quanto tempo, idea, mente, spazio per trasmettere e capire, captare come rappresentare in musica. Assolutamente sì. Su questo abbiamo dei capolavori poi della nostra musica citiamone. italiana, insomma, cioè tra tutti Claudio Simonetti, che poi è stato ospite appunto dei Goblin, in una passata edizione, è stato ospite sia di Isola Rock, che è l'evento appunto organizzato dagli amici dell'associazione I Butei ogni anno, ed è stato anche ospite del nostro format Horror in Rock in una delle scorse edizioni. Si presentavamo appunto il volume edito da Shutter Suspiria, e Claudio Simonetti insomma è intervenuto su questo, parlandoci proprio di quanto fosse stato complesso in quel caso la realizzazione di Suspiria, perché ha previsto anche il ricorso degli strumenti insomma inusuali per l'epoca. Quindi poi i Goblin, qui Gianni potrebbe aprire una lunga parentesi su quello che hanno rappresentato per il prog italiano, e sono stati veramente, devo dire, progressive nel vero senso della parola in tutto, cioè sono stati degli avanguardisti senza precedenti. Quindi insomma, sì, ma non è una cosa, poi scusa, che si chiude all'Italia, tra l'altro, perché è stata una cosa riconosciuta negli anni assolutamente in tutto il mondo. Cioè i Goblin, che sembravano nati per scrivere solo colonne sonore, poi si sono trasformati in un vero e proprio gruppo anche con musica che si è staccata dai film, in realtà, come dire, hanno influenzato tantissimo moltissime band. E comunque volevo solo aggiungere una cosa, che quando si compone per dei film, ma poi ce lo racconterà Michele benissimo, Mickey Evil, e bisogna poi andare incontro anche a quelle che sono le esigenze del regista, certo, cioè non è che tu la fai e
al primo colpo va bene, poi troverai degli ostacoli, già. qualcuno che ti dice la voglio più così, quindi è veramente un lavoro importante, ecco. Vogliamo far emergere anche questa cosa. Allora, questa è una cosa che proprio che io da qua, chiaro, l'ho captata immediatamente, cioè nel senso, questo è prezioso. Allora, passiamo poi ai saluti. Ricordiamoci ancora una volta, mi raccomando, il 30 di ottobre, Horror in Rock Devil's Night. Ricordiamo che siamo proprio il giovedì 30 ottobre a partire dalle 19, Borgo Burger e Isola della Scala. Ecco, quindi I dati sono perfetti. Ho letto pari. Quindi segnatevi tutti gli appuntamenti. Invece ringrazio ancora Gianni Della Cioppa, ringrazio ancora e mi permetto di complimentarmi con Nico Parente, autore, e con l'editore, perché in circa diciamo 3-4 edizioni avete captato e costruito un evento unico con personaggi, idee e soprattutto focus unici che sicuramente a Verona io non ne conosco altri, quindi poi dopo l'esperto qui, ma grazie a chi ci ha creduto soprattutto, quindi bravi, è un lavoro di squadra, esatto, bravi voi. Grazie mille. Chiudo con Nico, fatemi poi sapere come va, cioè mandatemi delle foto, aggiornatemi perché poi lo diciamo agli amici a casa. Quindi Nico, tornate a trovarci. Gianni, mi piacerebbe molto più avanti torna a trovarmi per fare una chiacchiera proprio di 2 punti aperte le virgolette di Gianni Della Cioppa. Assolutamente. Mi piacerebbe. Grazie a voi, è stato veramente un piacere per questo spazio. Grazie a voi. Grazie a voi, grazie mille. Il 30. Grazie il 30, mi raccomando, segnate la data ancora. Grazie a Nico Parente e Gianni Della Cioppa. Noi continuiamo questa giornata in musica. Ci vediamo tra un po'. State lì.